La Guardia di Finanza di Venezia, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, ha eseguito un sequestro preventivo di crediti fittizi da Superbonus 110% per un valore di oltre 19 milioni e mezzo di euro. Le indagini hanno avuto origine da una segnalazione di un cittadino veneziano che aveva eseguito lavori di ristrutturazione presso la propria abitazione, usufruendo del Superbonus sulla spesa sostenuta. È emerso un meccanismo fraudolento su larga scala che ha coinvolto più di un centinaio di cittadini in tutta Italia. Il meccanismo ha generato crediti fittizi per un totale di oltre 19 milioni e mezzo di euro. Grazie al monitoraggio quotidiano dei bonus falsi, la Guardia di Finanza di Mirano ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza dei crediti per un valore di oltre 17 milioni e mezzo di euro che erano in fase di cessione verso società terze esterne alla frode. Queste società avrebbero utilizzato i crediti per compensare le imposte dovute, causando un danno all'erario. A seguito del trasferimento del fascicolo, il giudice per le indagini preliminari di Roma ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo di oltre 19 milioni e mezzo di euro. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, dove si applica la presunzione di non colpevolezza e sono previsti i mezzi di impugnazione per il provvedimento secondo il codice di rito. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.